Stiamo entrando ormai nel clima Gran Premio perché questa è la sesta corsa, sono cavalli di 3 anni. In 9 al via, Banten Jet, Bacio di Dama Font, BPB, Bonita Call, Brenda Pitts, Bookwise S, Birba Pitts, in Bugia Pax e Brando Benal. Questo è lo schieramento. I favoriti sono per BPB, 2,54 la quota, parte veloce BPB che sopravanza Banten Jet, Bacio di Dama Font, cerca una posizione nella corda mentre sbaglia Numero Brenda 5, Pitts. Brenda Pitts, E così squalificato. BPB già al comando dopo 80 metri di gara, si trascina Banten Jet, scusate, e poi Bacio di Dama Font che è riuscita ad accodarsi in terza posizione, quindi BPB a condurre e in schiena c'è Banten Jet, poi Bacio di Dama, gli altri invece più discosti, direi cappeggiati se non erro da Birba Pitts, 400 che se ne vanno intanto in 31, mantiene andatura discreta, nulla di più. Mauro Biesuzzi, insediolo al suo portacolori. Vediamo intanto i cavalli tutti in fila indiana, poi c'è una progressione esterna dalle posizioni di retrovia. Vediamo intanto il passaggio ai 600, che se ne va in 45,7 sul piede dell'1,16 praticamente per BPB, che affronta ora l'ultimo giro con in schiena Banten Jet, Bacio di Dama Font, Birba Pitts, all'esterno la mossa di Bugia Pax che cerca di progredire superando Brando Benal e gli altri invece più discosti. Indietro vediamo abbastanza Bookwise S, intanto il chilometro completato in 1,14,9, BPB sempre in avvicinato, Banten Jet e Bacio di Dama Font in scia, ma non è successo praticamente nulla fino ai 500 finali, vediamo se qualcuno riesce a... no, non sembra assolutamente perché il leader ora accelera nuovamente, 14,1 il parziale addirittura di là e prende ulteriore vantaggio a Banten Jet che comunque non perde terreno, Bacio di Dama addirittura invece sposta all'esterno a 250 dalla conclusione, siamo in retta d'arrivo, BPB, 2 lunghezze di margine su Banten Jet, Bacio di Dama si avvicina, gli altri non sembrano competere, BPB in vantaggio ma Bacio di Dama si avvicina molto insidiosa, però il traguardo è molto vicino e BPB non deve neanche essere richiesto più di tanto, vince davvero molto bene, 28,7 di là, 28,9 a chiudere, 1,13,3 e assegno dunque il favorito BPB con quota addirittura di 2,81 cresciuta anche in chiusura, ottimo secondo posto per Bacio di Dama Font, erano i due più attesi e lo hanno dimostrato anche sul campo. Le posizioni li hanno anche aiutati, Banten Jet ha corso bene a sua volta giungendo terzo, gli altri praticamente non sono mai esistiti, la corsa una volta BPB al comando non è più esistita, quindi vittoria per BPB e Mauro Biasuzzi, la quota di 2,81 al totalizzatore, il training è quello di Edwin Lagas, ci risentiremo fra una ventina di minuti, fra una mezz'oretta diciamo, anche un po' meno, per presentare il Gran Premio della Repubblica.